Benedica a tutti. So chi è lo gruppo Bilderberg e so che ci trase con Enrico Letta, lo nuovo presidente del Consiglio. Ne lo spiega Filippo Albamonte, da sto servizio. Enrico Letta è il nuovo presidente del Consiglio italiano. La settimana passata nominò Ali Ministri e sta settimana giurò un faccia allo presidente della Repubblica sopra la Costituzione. Tutte le informazioni ne contò il suo curriculum, di lo fatto che fu il più giovane ministro della Repubblica, allo fatto che è lo nipote di Gianni Letta. Picca invece parlarono di sue relazioni con un'associazione internazionale chiamata Gruppo Bilderberg, di nuovo di l'albergo, un ci fu il primo incontro dal 1954. Lo stesso Letta ammetteva di fare parte di questo gruppo e che l'anno passato fu ospite insieme con Lilli Gruber, l'autra italiana invitata. Ma che ci potesse essere di malo se il nuovo presidente dello Consiglio facesse parte di questa associazione? Il problema è stato il fatto che i membri dello Bilderberg sono i grandi banchieri, i capi delle più grosse multinazionali e magari ex capi di Stato e di governo e uomini importanti della politica. Tutti con l'obbligo della massima segretezza. Pensate che sino a 3 anni fa non si sapeva manco un erano le riunioni e gli argomenti che si discutevano. Mentre oggi si conoscono almeno i titoli degli argomenti, senza sapere però chi dicono in tale dettaglio. C'è chi dice che in queste riunioni si parla di come convincere i governi a fare leggi che aiutano la grande finanza, le banche e le multinazionali. E a prova di questo si ricorda che personaggi come Romano Prodi, responsabile della 380 euro, o Mario Monti facevano parte del gruppo. Praticamente, in a poco di giornalisti internazionali che si occupano di questo fenomeno dicono che lo desiderio del gruppo Bilderberg è quello di limitare sempre più assai la sovranità degli stati e dare più poteri alla finanza e alle multinazionali. Non sappiamo se questi osservatori hanno ragione a parlare così, ma pensiamo che essere stato ospite dello gruppo di parte dello nuovo presidente Letta non fosse per forza un fatto negativo. L'importante sono le cose che lo nuovo governo fa per risolvere i problemi dei cittadini, in grande parte causati dai consigli sbagliati che in a poco di membri dello Bilderberg dettero al governo in questi anni. L'esperienza di Enrico Letta, puro kid dello Bilderberg, potesse essere usata, una volta tanto, a favore dei cittadini. Facciamo dunque in mucca al lupo al nuovo presidente. Ogni giorno la gente pare sempre più disperata e se la piglia con cucridi causa dei suoi problemi. Lo fatto. Domenica 28 aprile, mentre si teneva lo giuramento dello governo a Palazzo Chigi, sede della presidenza dello Consiglio, un uomo di 49 anni, Luigi Preit, sparò contro i carabinieri del guardia, ferendone 2. Un brigadiere, colpito allo cordo, e una puntata alla jamma. La femmina gravida che stava passando, per fortuna, riportava ferite legge. Pur l'autore dell'attentato venne ferito e portato all'ospedale San Giovanni. Tutta l'area intorno allo palazzo venne chiusa dall'investigatura, che trovarono 7 proiettili. Dopo la sparatina, avvenuta alle 11:40, si disse che si trattava di un pazzo malato demente, ma la famiglia, in tale sconcerto, dichiarò che questo cristiano, originario di Rosarno, in Calabria e senza precedente penale, non aveva mai soffrito disturbi psichiatrici, ma era disperato perché senza travaglio. Prete, interrogato, disse che aveva deciso l'attentato una ventina di giorni prima e che voleva colpire alle politici e poi ammazzarsi. Alemanno, lo sindaco di Roma, disse che lui gesto di un pod, che non aveva stupire, visto le continue discorsi contro lo palazzo. La Boldrini esprimeva vicinanza della Camera a tutta l'arma delle carabinieri, dicendo che si trattò di un caso isolato ma drammatico e che le istituzioni hanno a dare risposte concrete allo disagio sociale. Invece i portavoce del Movimento 5 Stelle si dichiararono solidari con i carabinieri e con le vittime, dicendo che la democrazia non accetta violenza. Intanto arrestano assai interrogative. Per quale ragione un pazzo avesse a sparare sotto lo palazzo dello potere il giorno dello giuramento dello governo? Sto fatto si può allazzare a chi che succedeva picca giorno prima a Palermo davanti alla sede dello Parlamento siciliano? Tutto questo non fa pensare a una questione sociale che sta diventando sempre più difficile e che lo Stato e i vecchi parlamentari non sanno risolvere? Chiudiamo questa edizione con un servizio di Salvatore Ciminata sopra la tragedia che succedeva l'ultima settimana d'aprile in Bangladesh.
un numero destinato a aumentare quello delle corpi che si trovano sotto alle ruine del palazzo crollato in Bangladesh. Lo passato 24 aprile, nella capitale dello Bangladesh, Dhaka, un edificio di 8 piani è crollato. Dentro c'erano quasi 3.000 persone che lavoravano in tale fabbriche dove si incartavano robe in male condizioni. Per il lavoratori la giornata cominciava all'8 di mattina. Tutto pareva normale, ma verso le 9:30 si sentirono improvvisamente rumori strani e subito si videro alcune pezzi di muro che cadevano. A così contava uno degli scampati alla tragedia. Pare proprio che si trattava di una strage annunziata. Sono assai, infatti, le testimonianze delle persone che lavoravano da dentro, che denunziano come la costruzione aveva assai spaccazzi tra le mura portanti. Tale giorno dopo il crollo, assai furono le manifestazioni di protesta contro il proprietario del palazzo e alle 5 fabbriche che avevano la sede da dentro. La fudda a domanda che si processano per le gravi colpe che hanno. Lo primo ministro dello Bangladesh, Sheikh Hasina, esortava le funzionarie delle ditte a consegnarsi alla polizia. Alcuni di questi l'ascoltarono, altri invece risultano ancora ricercati. Tra le arrestate ci sono magari 2 ingegneri che hanno considerato gravi i problemi dell'edificio. Le scarse condizioni di come lavoravano le 3.000 persone a Dhaka sono le stesse di tante altre lavoratori in tale Bangladesh che avevano questo primato di sfruttamento e di scarsa sicurezza in tale posto di lavoro, sparte le vasce pagamenti che un lavoratore piglia a fine mese. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!